Euroregione News. Giornata mondiale del malato, Macoria di Codroipesi. A Codroipo c'è un uomo che da 14 anni organizza la celebrazione del capoluogo nel Medio Friuli, Angelo Macor. 3 giorni di eventi per la giornata del malato, con convegni, conferenze, celebrazioni e l'unzione degli infermi. In municipio, presso la casa di riposo ASP Daniele Moro e nel Duomo di Codroipo. Le nuove frontiere dell'oncologia e della ricerca era il titolo della conferenza in cui sono intervenuti il dottor Cosimo Sacco e la dottoressa Eva Ascoli, facenti parte dell'equipe del dottor Giampiero Fasola, primario oncologo dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, insieme all'ingegner Giorgio Arpino della LILT, Lega Italiana contro i Tumori. Nonostante la gravità della situazione, il dottor Sacco ha parlato anche di miglioramenti grazie alla ricerca. Il futuro sarà veramente individuare la cura giusta per il paziente giusto. Questo sarà il futuro per sconfiggere o almeno controllare il più a lungo possibile la malattia. E ci stiamo arrivando, abbiamo veramente tanti elementi in tutte le patologie che ci permetteranno di mirare la cura al paziente in maniera più precisa, più efficace rispetto alle cure che facevamo una volta, che erano un po' generiche e diffuse così per tutti quanti la stessa cura. È andato tutto bene, però forse è troppo utopistico che andasse bene al 100%, una piccola così chicca non è andata al posto giusto. Avevo preparato e mi avevano dato loro la conferma degli auguri natalizi a ogni sindaco con la sua poltrona, ovviamente col suo bigliettino comune di, potevano benissimo delegare un suo assessore, un suo consigliere dell'amministrazione, e ho dovuto notare con amarezza, e questa la si può capire per chi organizza, 8 poltrone vuote. Il signor sindaco di Codroipo ha fatto gli onori di casa, era per primo in sala consigliare, poi è arrivato Marco Del Negro, se non erro, di Basiliano, il sindaco di Basiliano, e 3 rappresentanti di Talmassons. Dunque la matematica, non sono mai stato a scuola, ma la matematica mi fa dire che su 11, tolto 3, rimangono 8 vuoti. Ecco, è l'unico punto così. Grazie a Monsignor Betussi che mi ha tenuto su 3 gambe del tavolo, grazie al sindaco come l'ho ringraziato venerdì sera, perché mi ha dato accoglienza, mi ha dato supporto e quant'altro, ricevendosi nella sala consigliare, mettendoci a disposizione un po' il comune, no? Anche nella sala che abbiamo fatto il rinfresco e quant'altro, e di questo mi sono sentito molto onorato. Grazie all'ASP, al Daniele Moro, che sono i 3 soggetti istituzionali che mi hanno dato il conforto, che mi hanno dato il sostegno per questa iniziativa. Senza di loro avrei fatto ben poco. Passo la parola al signor sindaco, che finisco veramente per ringraziarlo, perché devo ringraziarlo 3 volte, perché 3 volte è stato presente, sempre onnipresente come prima persona, venerdì sera in sala consigliare, ieri all'ASP e oggi in chiesa, e io sono in debito con lui. Grazie. Siamo noi in debito col signor Macore, con tutta la sua famiglia, perché da 14 anni con passione e impegno riescono a organizzare assieme a 3 istituzioni importanti del territorio questa importante giornata. Inizio proprio da lui e dalla sua famiglia, perché tramite quello che rappresentano, ovvero sia il mondo del volontariato, in questo caso è una famiglia che fa del volontariato e non un gruppo di persone, riescono a interpretare quello che è un po' il sentimento di questa giornata e il suo significato più profondo. Ovviamente assieme al comune di Codroipo, alla città di Codroipo, gli organizzatori sono l'ASP Daniele Moro, l'azienda per i servizi alla persona che rappresenta tutti quanti noi, e la parrocchia di Santa Maria Maggiore. C'è una cosa che è stata detta in parte: se ieri 10 febbraio le bandiere erano a mezz'asta, proprio perché Sua Eccellenza il Prefetto ha ordinato a tutti i comuni della provincia di Udine, in questo caso, ma a tutti i comuni d'Italia, avevano le bandiere a mezz'asta per la giornata della memoria per i martiri delle foibe. Oggi le bandiere non erano a mezz'asta, ma comunque esposte in tutti gli edifici pubblici, proprio per ricordare questa importante giornata mondiale dedicata al malato.
Provocatoriamente ho avuto modo di ricordare in apertura della parte convegnistica in sala consigliare comunale venerdì sera come i fondi per la ricerca, perché ricerca significa prevenzione e prevenzione significa non avere malattie, perché se è vero come è vero che molti sindaci erano assenti, devo giustificare peraltro la collega Di Bertiolo, Eleonora Viscardi, colpita ahimè da un'influenza che quest'anno ha falcidiato moltissime persone, e ricordare che comunque l'amministrazione comunale di Camino al Tagliamento era presente con l'assessore Cristina Pilutti nel momento in casa di riposo, questo solo a completezza onor del vero. Volevo semplicemente rimarcare come sarebbe molto simpatico non vedere la chiesa piena di persone o la casa di riposo piena di ammalati, perché sarebbe un gran bene. Ahimè, questi sono i tempi che viviamo, e tornando alla provocazione che ho fatto, più ricerca significa più denari a disposizione messi dal settore pubblico, cosa che invece non avviene. Ci sono tagli permanenti anche al settore della sanità. Questa non è una campagna elettorale assolutamente, ma un impegno che abbiamo preso come istituzioni di rimpinguare quelle che sono le casse vuote della sanità, ma soprattutto della ricerca per prevenire le malattie. L'appello lo faccio a chi andrà a governare il nostro Stato, il nostro Paese, la bellissima e amata Italia, affinché ricerchi anche con misure drastiche, per esempio togliere dal patto di stabilità, togliere dalla pubblicità del bilancio, togliere da questi vincoli la parte dedicata alla ricerca e soprattutto alla salute, perché la salute non deve avere un costo, così come non deve avere un colore politico. Questo è l'auspicio che assieme ad Angelo Macore, assieme a tutti gli altri volontari che qui stiamo a identificare e rappresentare, vogliamo oggi portare come ricordo di questa giornata del malato, 14ª edizione della città di Codroipo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.